Pochi rientri nelle loro città d'origine per i maestri di scuole elementari siciliani che lavorano in altre regioni. Torneranno quasi esclusivamente quelli che hanno chiesto e ottenuto di usufruire della 104, cioè la legge che garantisce agevolazioni nel lavoro a chi deve accudire un parente ammalato o con disabilità. Qualche giorno fa il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato i cosiddetti movimenti del personale della scuola primaria, trasferimenti provinciali e interprovinciali, passaggi di cattedra e di ruolo, fornendo ai sindacati tutti i numeri di un'operazione che solo in Sicilia ha coinvolto oltre 1500 insegnanti. Ma è scorporando la quota di trasferimenti e passaggi da altre province verso la Sicilia che emerge una realtà del tutto singolare. Il grosso di rientri nell'isola a seguito delle assunzioni determinate 2 anni fa dalla riforma della buona scuola dei docenti emigrati verso le regioni settentrionali in anni precedenti è stato possibile utilizzarlo solo la precedenza prevista dagli accordi sindacali per i soggetti disabili, ovvero coloro che assistono parenti in situazione di handicap o per altre gravi motivazioni. La maggior parte di queste precedenze riguarda maestri che assistono parenti le cui condizioni di salute sono considerate gravi. Una quota che in Sicilia è piuttosto elevata, sono il 68,3%. In altre parole, 2 trasferimenti su 3 si sono concretizzati attraverso precedenze che consentono ai docenti con minore punteggio di scavalcare colleghi che hanno maturato più anni di servizio. Una situazione che parecchi considerano ingiusta per via delle dimensioni del fenomeno. Quello siciliano è un record quasi nazionale, solo la Calabria è avanti in questa particolare statistica con il 77% di insegnanti che sfruttano la 104. In giro per l'Italia ci sono circa 3.000 colleghi che attendono da qualche anno di rientrare in Sicilia. L'unica speranza risiede nelle assegnazioni provvisorie che, approfittando della deroga al vincolo di permanenza triennale nella sede di prima assunzione, tutti gli altri dovranno aspettare tempi migliori.